Ma buongiorno, buongiorno a tutti gli amici di Io Compro Siciliano e benvenuti a Io Compro Siciliano Live, l'appuntamento che vedete tutte le mattine da mezzogiorno sino a mezzogiorno e 20, minuto più. Minuto meno è raro, minuto più. Ciao da Cristina Ruffino, buon fine settimana, visto che ormai siamo arrivati a venerdì, siamo al 7 maggio e ovviamente come ogni venerdì che si rispetti l'appuntamento dentro Io Compro Siciliano Live è con letto e sottoscritto, quindi facciamo un po' di cultura su con il nostro esperto, il nostro grandissimo scrittore che è Giorgio Lupo, che accolgo immediatamente per la Ciao prima volta Cristina, anche nel mio mondo. ciao Buongiorno Giorgio, Cristina, ciao a tutti, come ciao. stai Giorgio? Bene, un po' maltrattato Triste. perché No, 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 triste no, no, triste no. Mi sono svegliato presto per accompagnare mia madre a fare la seconda dose, quindi Sì. contento da questo punto di vista, un po' stanco, un po' di sonno, però spero che Eh. non si noti. No, non si vede assolutamente, Meno male, meno splendente male. come il sole. Io dicevo triste perché ti dovrei accontentare di me per un paio di No, settimane. no, 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 accontentare no. Poi, come ho detto, l'affetto è come se ponesse delle stanze esclusive dentro al cuore, no? Gliene puoi mettere quanto ne vuoi, quindi non... Ok. quindi, ovviamente parliamo di Eliana che non è di Sì. partita, è ancora viva. Salutiamo Eliana Chiavetta che torna. Salutiamola, salutiamola, poi la rivedremo a giugno, suppongo, insomma, quindi ci Sì, sarebbe modo arriverà di presto. rivedere. Ci alterneremo un attimo, quindi Esatto, Giorgio esatto. tornerà, Tutte tornerà, cose ma la belle, salutiamo. tutte cose belle. Sì, la salutiamo e le mandiamo un grande bacio. Ciao Eliana. E a questo punto, oggi una Oggi puntatona, devo proprio, dire, eh? sì, sì, oggi una scrittrice amica, una delle mie vittime da lettore, come si dice, stalkerante, può essere, sì. Ora ce lo faremo raccontare da lei comunque. Dai. Scilla Bonfiglioli. Scilla Bonfiglioli che è qui con noi questa mattina ed è veramente un grande piacere. Benvenuta Ciao Scilla. Scilla, buongiorno. È un piacere mio, grazie Giorgio, grazie Cristina, sono molto contenta. Ciao a tutti. Allora, ciao Scilla, abbiamo insomma due libri interessantissimi da scoprire oggi insieme alla nostra Scilla, quindi Giorgio, a te la parola perché insomma, bella Sì, puntata sì, quella di oggi anche, sì, sì, Vai. tra l'altro si va ad aggiungere i libri a tutti questi che stanno dietro di me, che sono i libri che abbiamo trattato durante i precedenti venerdì, quindi un'altra perla in una collana veramente preziosa. Ma la tana del Scilla, polpo dov'è, scusa? È lì, la vedo. sai che mi ero dimenticato, non dico che mi ero dimenticato la copertina, ma dove l'avevo messa? Ok, vai, allora, cominciamo. Allora, Scilla, dicevo, è una mia vittima di lettore stalkerante perché la prima volta che ho conosciuto Scilla dal punto di vista della scrittura, ho letto Fuoco su Baghdad, che è il suo romanzo Vedo. con cui ha vinto il premio Altieri. Visto che ai primi messaggi su Messenger lei rispondeva, gliene avrò mandati un centinaio. Man mano che scoprivo questo personaggio che è fantastico, che è Zagara e in generale la coppia Nero e Zagara, che poi su questo libro uno è addirittura assente ma presente, una cosa particolarissima. Poi brevemente dico altre cose di Scilla, anche se non è facile sintetizzare la sua pur giovane carriera, visto che è una ragazza. Carino. Ha vinto 3 volte di seguito il premio Writers Magazine un po' di tempo fa, premio per racconti. Poi ha vinto il Gran Giallo Cattolica, ha vinto il premio Altieri, che è il premio che è organizzato da Segretissimo Mondadori e quindi è stata pubblicata in Mondadori. Poi un altro fantastico libro di cui però parleremo dopo, La bambina e il nazista, è l'ultimo nato, il più recente, non l'ultimo come qualcuno scaramanticamente non vuole che si dica, il più recente, Tullo Schilio, che è uno dei libri della collana dedicata ai Sette Re di Roma, che è un progetto editoriale pazzesco, curato, ideato e progettato da Francoforte, che ha un progetto di cui tra l'altro non ci sono precedenti, credo, nel mondo, no Scilla? Mi confermi che è così? Pare di no. Sì, 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 sì. È per la prima volta che si raccoglie in un'unica collana, in una serie di romanzi, tutta la storia della Roma monarchica, a cominciare da Romolo, finendo con Lucio Tarquinio il Superbo.
perché di solito ci si concentra sempre su Romolo e Remo, comunque si lavora sul mito della nascita di Roma, e i nomi dei re poi rimangono nomi, no? Quindi si arriva alla struttura della Repubblica di Roma, sapendo che ci sono stati questi 7 re che ricorrono un po' come i 7 nani, i 7 peccati capitali, però nessuno sa effettivamente che cosa hanno fatto, che cosa è successo. Si sanno qualche episodio, però non si sa la loro storia. Invece ci sono delle vite, sono state delle vite, che siano storiche o leggendarie, molto interessanti. E per la prima volta è stato tentato questo progetto molto coraggioso per Mondadori con un progetto collettivo, con più autori per ogni libro, e si è raccontata tutta questa vita che a volte è semplicemente lasciata lì in soffitta e non ci si pensa. Coordinata da Franco Forti. Ti faccio una domanda che non ti ho ancora fatto tra le varie, perché io Scilla l'ho avuta ospite in 1000 occasioni, per cui replicherò domande già fatte. Questa è nuova, è una curiosità che mi è venuta estemporanea. Dimmi che si prova quando si riceve la telefonata da Francoforte che ti propone un progetto pazzesco come questo. Me la racconti? Voglio retroscena, gli aneddoti. Allora, ti dico per quanto allora, è emozionatissimo, perché poi Franco è una fucina di idee e di entusiasmo, quindi te la propone anche con un carico emotivo molto forte. Tu dici: ok, aspetta, è come entrare un po' in un tornado, no? Per La bambina e il nazista penso che, tra l'altro, non avevo neanche visto la chiamata, perché quel momento ero a Firenze, seminario di arti marziali, quindi ero in dojo, in palestra, non potevo rispondere. Le chiamate di Franco, dico aspetta Dio che lo chiamo, e quindi a quel punto cioè, dopo tutta la fatica della mattina mi è arrivata la bomba, ho detto ok, devo sedermi un attimo. No, è un'emozione forte, i progetti sono sempre interessanti, poi comunque Franco è una persona che ha una grande esperienza e quindi propone dei progetti che hanno non soltanto l'entusiasmo dell'idea, ma anche una profondità di lavoro e una base di realtà editoriale forte, quindi comunque sai che stai andando a fare qualcosa di interessante, che avrà un impatto, se non altro, sulla realtà editoriale. Ma diciamo sempre, sicuramente una bella emozione, no? Ricevere una telefonata del genere. Accidenti. Si sente Accidenti, un po' sì. Mi sentite male? Ci stavamo perdendo un attimo, ecco, però... esatto, sì, un po' rallentata, spero che ora si ripristini bene. Speriamo, io ho visto bene. Rispetto a proprio Tullo Stilio, che è ovviamente un romanzo storico, quanto tempo hai dovuto dedicare allo studio prima di cominciare a scrivere? E soprattutto mi interessa un'altra cosa, una volta immagazzinate tutte le informazioni, quante realmente ne hai trasferite sul libro? Allora, diciamo che è un discorso particolare quello su Tullo, perché si tratta appunto di un progetto collettivo. Tutto il lavoro che è stato fatto, diciamo che quello che hai in mano è il lavoro che è durato 3 anni, perché c'è stato un lavoro di ricerca collettivo che è durato da molto tempo, in cui tutti gli autori che vedi nella collana, che vedrai tra gli autori che devono ancora uscire, abbiamo lavorato insieme, quindi ognuno sapeva di che re doveva occuparsi, ma si trattava di ricostruire tutta la Roma monarchica, quindi abbiamo lavorato intrecciandoci, lavorando sul background, studiando insieme. E c'è stata una raccolta di informazioni generale che sono state messe a uso e consumo di tutti, perché io che scrivo Tullo, per esempio, dovevo essere perfettamente a conoscenza di quello che sarebbe successo nel romanzo che precede Tullo, che è Numa Pompilio, e di quello che segue Tullo, che è Anco Marzio. Però allo stesso tempo l'autore di Tarquinio Prisco doveva sapere esattamente quello che era successo. Storie. Ovviamente i romanzi. Si sente? Sì, ti abbiamo ripresa, vai. Ok. Meno male. Sì, dicevo appunto che si tratta di un'unica storia,
quindi ogni romanzo non è a sé stante, ma ognuno di loro può essere letto come libro singolo, ma ognuno di loro si collega al precedente e al seguente. Quindi c'è stato un grande lavoro di squadra sul background, sulle informazioni, sul lavoro storico. Nel momento in cui poi si è andati ognuno a occuparsi del proprio re, sia a livello di informazioni storiche, sia a livello di informazioni di trama, abbiamo dovuto intrecciare le vicende. In Tullo troviamo personaggi che sono comparsi in Noma Pompilio e che torneranno in Ancomarzio. Quindi c'è un lavoro doppio di intreccio sia a livello di informazioni storiche sia a livello di struttura di trama. E poi in realtà sì, come dici tu, ma come sempre nella stesura di un romanzo storico, si studia 100 e poi all'interno del romanzo va 10, perché non dobbiamo costruire un documentario o un saggio storico, dobbiamo prima di tutto creare una narrativa, quindi una storia. All'interno della storia il personaggio che deve seguire, che il lettore deve seguire come, cioè il lettore non ha necessariamente conoscenze preconcette del periodo storico che va a leggere, deve semplicemente seguire la storia del personalità storica e quindi l'autore dà senza risultare pesante. Devo fare la pappardella su come erano le stoffe all'epoca della monarchia a Roma. Semplicemente se il personaggio maneggerà delle Però stoffe, devi sapere, vedremo come sono fatte. esatto, Quindi io magari ho dovuto studiare tantissimo sulla tessitura romana, esatto, però non necessariamente devo per tenere inserirla nel magari un romanzo. rigo dove se ne parlava, sì, o si mostrava meglio. Sì. L'ultima cosa sullo Esatto, Stilio, che è un esatto. personaggio, e poi siamo all'altro libro. Tullo Stilio mi ha colpito moltissimo per la sua modernità per certi versi, ma soprattutto c'è un aspetto che vorrei che approfondissi, che è il suo essere assolutamente empatico e fuori dal prototipo del re guerriero dove è stato più o meno lui collocato, no? E soprattutto c'è una scena magnifica in cui lui prende una donna, se la carica, il cadavere di una donna che era stata abbandonata per vari motivi, morta fuori dalle mura, la porta a spalla verso il Tempio di Giove. È una Roma che di solito non viene raccontata, che è la Roma dei miti, dei pacifici, la Roma delle donne, la Roma si aggrega intorno a questo re guerriero e c'è questa processione verso il Tempio. È un'immagine che fa venire i brividi. E volevo chiederti se è vero che ha questo cuore che palpita e perché ce l'avete messo e se avete trovato modo di trovarlo e inventato in qualche modo sul personaggio. Adesso ti Però devo dire la verità, brevemente, sono perché poi la bambina innamorata è del nazista, personaggio. se riesci in un minuto, Va perché bene. così se no la Vai. bambina il nazista ce lo mangiamo. Velocissima. Velocissima. Di Tullo non si sa quasi niente a livello storico. Tutte le informazioni che abbiamo ci raccontano degli eventi che succedono durante il regno di Tullo, però ognuno di loro lo incastra in qualche modo, quindi non si parla mai di questo re, ma tutti gli eventi ci fanno capire come doveva essere. Appena salito al trono ha preso tutte le terre di Romolo e di Numa Pompilio e le ha date al popolo. Ha deciso di attaccare guerra agli dei per proteggere il popolo, quindi la cosa più importante che aveva era la gente, non la divinità. Attraverso tutti questi piccoli particolari che abbiamo desunto dalle leggende, abbiamo trovato un uomo che sì, voleva fare la guerra, ma un re guerriero non è necessariamente un re duro. Quindi Tullo è spietato in battaglia, ma dentro conserva un grande amore per il popolo di Roma, tutto il popolo di Roma, e non necessariamente quello potente che si mette in luce, ma spesso quello nascosto. E ha quella particolare attenzione per le donne, perché è legato a due personaggi femminili che io penso che siano molto importanti, che gli hanno dato un'apertura enorme sul mondo femminile e su tutta la Roma è enorme, grandissima, quella dei deboli, degli schiavi, delle donne, delle figlie, delle mogli, che non viene mai ascoltata da un re, che invece ascolta i E senatori. poi Tullo invece è il contrario. Roma mi viene a dire è femmina, è donna, anche questo è un aspetto, c'è la femminilità di Roma che lui protegge, Roma è è una la luce. novità. Esatto, sì, È vero. sì, assolutamente. Forte e vulnerabile al contempo. Allora,
Chiudiamo qui la prima parte di questo nostro live di oggi, anche perché tra poco abbiamo un altro libro da raccontarvi e noi lo presentiamo così. Cambiamo un attimo il mood, no? Di questa nostra puntata di oggi. A questo punto, Sì, a questo punto ci facciamo prendere dalla potenza dei libri, no? Che ci ha trasportato nel tempo e ora ci porta in un ambiente, un'emozione completamente diversa. La bambina nazista nasce da un'idea particolare che ora chiederò a Scilla di raccontare, ed è uno dei testi sicuramente più belli che io abbia mai letto in generale. Tieni conto, Cristina, che come ci siamo detti parlandone anche prima, sì. è arrivato primo al premio, lo ripeti tu Scilla che non lo so dire, il Pegasus continua, ti prego. Literary Award. Quello che ha detto lei, che praticamente c'erano 2400 testi in lizza ed è arrivato primo. Questo già basterebbe da solo per incuriosire. Scilla, ci racconti come nasce l'idea, come nasce questo progetto che avete scritto tu e Francoforte? Come vi dicevo prima, appunto, di Franco, che si porta dietro questa storia da tanti anni e non riusciva mai a trovare il momento giusto, comunque anche il mood per lavorarci. E si tratta di un trafiletto che lui ha trovato mentre lavorava per altri romanzi, per una serie televisiva, mentre cercava tra i documenti del processo di Norimberga. Lui racconta appunto di aver trovato questo trafiletto senza nomi, senza troppe informazioni, in cui si raccontava di una bambina ebrea scampata ai campi di concentramento grazie alla figura di una SS che testimoniava a favore di questa SS per salvarlo dal processo, quindi testimoniando in favore di quest'uomo che l'aveva salvata. Non si sanno altre informazioni, Franco ha cercato, ha fatto appelli, ha chiesto se si conosceva di questa storia negli anni, ma non si è mai trovato niente. E allora abbiamo deciso di costruire noi una storia su questo documento così spartano. E quindi abbiamo dovuto immaginare il rapporto tra questa bambina e questo SS, immaginare che tipo di persona potesse essere questo SS per fare una scelta del genere, perché ha agito così, quali motivazioni lo hanno portato a essere un SS in primo luogo, se poi aveva effettivamente intenzione di opporsi al regime di cui faceva parte. Quindi è stato un lavoro di introspezione su uno dei personaggi di cui di solito si parla meno, perché le storie sulla Shoah ovviamente vengono raccontate come testimonianza dal punto di vista delle vittime. Quello che succede ai carnefici è preferibile anche tenerlo come punto di vista del mostro. Però cosa succede? Di solito la Germania viene rappresentata sempre in questo modo quando si parla di questo tipo di periodo della Shoah e della seconda guerra mondiale in sé. Però appunto noi sappiamo, e ultimamente stanno venendo fuori tante testimonianze, che non tutti erano fedeli al Reich come ideologia personale, molti erano piegati dalla paura, molti hanno cercato di proteggere le proprie famiglie, insomma la situazione era particolare e molto sfaccettata. E andando a costruire il personaggio di Hans Hegel, il nazista del titolo, abbiamo cercato un po' di vedere cosa succedeva all'interno dei ranghi dell'SS quando si trovavano nei campi di concentramento, cioè in realtà che spesso la Germania stessa ignorava, ma che soltanto i ranghi dell'esercito conoscevano. E ci sono molte sorprese, sia a livello personale sia a livello della società, della microsocietà che si viene a creare in queste situazioni estreme e terrificanti. Ma posso chiedere una cosa alla nostra Scilla? Che emozioni
ha suscitato in te questo libro? Nel senso, mentre lo scrivevi, cosa provavi? Allora, io sapevo che stavo andando a imbarcarmi da subito in qualcosa di molto pesante, cioè nel momento in cui ne abbiamo parlato io e Franco, il periodo, l'argomento, cioè sapevo che saremmo andati a cercare qualcosa di particolarmente spinoso e cupo. È stato Sì, peggio delle aspettative, nel senso che nel momento in cui poi ci siamo messi a guardare le fonti storiche, ci sono cose che nello studio, diciamo, generale, che già è pesante, non vengono dette, ci sono cose ancora più terrificanti, più tremende, quindi è stato proprio fare una full immersion in qualcosa di non bello, decisamente. immagino. Allo stesso tempo però entrambi crediamo nel potere della storia come potere di resistenza e di portare avanti che cosa che non deve essere dimenticato. Quindi cioè, la nostra speranza durante il lavoro è stato quello, quindi raccontiamo qualcosa perché rimanga, perché attraverso la narrativa è anche più facile emozionare il lettore piuttosto che con un saggio e quindi fargli ricordare le emozioni che prova, i fatti che sono successi. E speriamo di avere creato qualcosa di vivibile per il lettore, quindi non semplicemente un resoconto di informazioni, anche perché non ne abbiamo la capacità davvero da quel punto di vista, nel senso che né io né Franco, grazie a Dio, siamo stati in campi di concentramento, quindi non possiamo portare la nostra esperienza diretta, però possiamo raccontare una storia e le emozioni dietro questa storia sono state tante, dall'orrore più sfrenato al cercare di mostrare l'umanità anche dei personaggi che si trovano a indossare un uniforme, umanità sia in senso positivo che in senso negativo, perché l'umano è capace di vedere le stelle come di affondare il piede nel fango, e Certo. di portare alla luce una storia che emozionava il lettore, quindi con una forte componente thriller, nel senso di ti faccio venire i brividi e ti accompagno con me dall'inizio alla fine. Quindi mi raccomando, La bambina è il nazista in tutte le librerie, ma una bella emozione sicuramente anche leggerla, facciamolo vedere. Tra, Giorgio, rivediamo la copertina. sì, tra l'altro ne parleremo, vi sarà rimasta l'acquolina in bocca, la curiosità, a parte leggerlo che è sempre una buona cosa, ne Certo. parleremo diffusamente alla seconda edizione del Termini Book Festival, che sarà dal 1° al 4 settembre. Scilla sarà una degli ospiti e quindi non vedo l'ora sinceramente, è proprio Anch'io. probabilmente il testo guida della presentazione, anzi senza probabilmente, sarà proprio La bambina e il nazista. Per cui Ma questo è un è una invito a rivederla. sorpresa. Un invito a sorpresa, Diciamo, Giorgio. volevo fare una carambata, però dai, non ce la faccio, lo sapeva già, non ce la faccio a fare finta. Quindi Allora, lo sapeva già, lo sapeva già. Però ora è ufficiale, ora a costo che la vado a prendere io e la porto da Adesso per Bologna a Termini, forza. comunque deve venire per forza. ovviamente Scilla hai Vengo, vengo. accettato, no? Sì. Assolutamente sì. Allora, siamo quasi in chiusura. Io Grazie. direi di mandare 15 secondi di spot, poi torniamo anche perché abbiamo un'altra cosa di cui parlare. Tra poco. Allora, questo per ricordarvi ovviamente che dovete visitare il nostro marketplace più grande del Made in Sicily, www.iocomprosiciliano.com. Allora, Scilla, adesso che cosa ti aspetta? Cosa farai? Sei già pronta? Magari hai in mente qualcos'altro? Abbiamo un po' di progetti su mare, sì, adesso non posso dire di più perché No. sono tutti un po' per scaramanzia, un po' perché ancora non c'è niente di effettivamente concreto, però sto buttando giù qualche cosa per progetti futuri e sono entrambe due cose a cui tengo moltissimo. Quindi spero che vadano in porto, spero di poterveli proporre e che siano e che vi conquistino in qualche modo, ecco. Bene. Ma sicuramente sì.
Noi siamo arrivati al termine di questa puntata, Giorgio? Facciamo l'arrivederci, sì, l'arrivederci alla prossima e anticipiamo i mega ospiti della prossima volta. Abbiamo sempre begli ospiti. Avremo Gaetano Savatteri e Simona Loiacono, quindi l'autore dei libri da cui è stato tratto la serie TV Macari, di cui non parleremo perché io non l'ho vista. Parleremo invece dei libri, Simona Loiacono, candidata al premio Strega, sicilianissima, anche lei. Una bella puntata anche venerdì prossimo. Ok, Scilla, Fantastico. brava, complimenti. Grazie, ovviamente quando ci grazie, saranno grazie delle a voi. novità Subito. sarai sempre nostra ospite. Sì. Grazie, Grazie. è stato un vero piacere. Grazie Ciao a tutti. Ciao. Un abbraccio. Ciao Scilla e ciao a tutti. Ciao Giorgio, noi ci vediamo venerdì. La prossima settimana, venerdì, Con con piacere, altri due ospiti. Devo leggere la Tana. Dov'è? Sono diventato quasi bravo a fare sta cosa qua, quasi bravo. Ecco, la Tana del Polpo è qui, thriller, basta, pubblicità neanche subliminale, proprio palese. Ovvio, ma ci sta, devo dire che ci sta. Ci sta, grazie ma Giorgio. prima o poi dovrete invitarmi come ospite a questa rubrica letto e sottoscritto, secondo me sì. Me lo merito, giusto? Ovvio che te lo meriti. Mi farò le domande da solo, insomma, un po' da pazzo. E infatti, grazie Giorgio, ci vediamo venerdì. Ciao Cristina, ciao. Allora, noi ci vediamo ovviamente anche venerdì con la rubrica Letto e sottoscritto e poi ci ritroveremo lunedì per un'altra puntata di Io Compro Siciliano Live. Grazie a tutti per esserci stati, buon weekend, salutiamo Nicolò in regia, Marzia e Sonia in redazione. Buon fine settimana a tutti da Cristina Ruffino, è tutto, a lunedì. Ciao!